No, ma è vergognoso. Cari telespettatori, ben ritornati qui con noi in compagnia anche dei nostri ospiti, dico il femminile perché abbiamo anche naturalmente degli uomini, però il tema riguarda moltissimo le donne, parliamo di femminicidi ma non soltanto, di violenza alle donne. Continuano a verificarsi perché alcuni che ho interpellato hanno detto ma non è un tema di attualità, non ricorre la festa della donna, non ricorre niente, per carità, ricorre il fatto che ogni giorno, proprio scorrevo anche sulle notizie dei vari quotidiani di tutta Italia, non se ne parla ogni giorno, ma ricorre ogni giorno un atto violento, in molti casi si parla anche di un omicidio nei confronti di una donna. Pare una cosa impossibile, sono numeri da paura perché abbiamo dal 2006 al 2016 donne uccise in Italia 1740, di queste 1251, cioè il 71,9% in famiglia. E un numero elevatissimo, sembrano essere in leggero calo, però aumentano altri tipi di reati perpetrati sempre ai danni delle donne. La maggior parte, il movente è passionale, sembrerà incredibile ma è così, e vittime oltre ad essere le donne sono anche i bambini. Orfani, ce ne sono numeri importantissimi, sono dette vittime secondarie e la quota è salita a 1628. Si trovano quindi con il padre che viene accusato, incriminato, finisce in galera, insomma in linea di massima, però la madre non c'è più, quindi immaginate anche questo scenario. E poi tanti ci hanno scritto quando noi abbiamo affrontato questo tema ancora a novembre dicendo sì, parlate, però dateci delle soluzioni, cioè informateci su cosa fanno le istituzioni, che cosa c'è sul territorio, perché molte persone effettivamente non sono ogniscienti, non lo sanno, non sanno cosa si muove, cosa si sta facendo. Dateci tutte le informazioni che possono servire e noi siamo qui con le nostre ospiti proprio per darvi questi supporti, anche perché potrebbe essere interessante ulteriore supporto. Il Senato avrebbe approvato l'istituzione di una commissione d'inchiesta monocamerale contro il femminicidio e l'omicidio di genere. Quindi in un anno dovrebbe svolgere un lavoro anche di indagine molto approfondita per poi vedere di stanziare anche altri soldi. I finanziamenti sono stati fatti anche per quest'anno, vediamo se sono sufficienti per anche coadiuvare le attività e per aiutare i centri di violenza, poi sentiremo le nostre ospiti che cosa ne dicono al riguardo. Abbiamo ospiti istituzionali e non, e adesso ve li presento subito prima di incominciare la nostra trasmissione. Quindi Luigi Sposato, ben ritornato qui con noi, si opera tanto come imprenditore nel settore delle donne, sta puntando molto al femminile. Grazie. Buonasera a tutti. Allora, Elena Traverso, neopresidente, possiamo dirlo, della Commissione regionale Pari Opportunità della Regione del Veneto, Buonasera. Di freschissima nomina, perché sì, proprio... Sì, sono stata eletta a fine novembre, ci siamo presentati adesso ufficialmente insediati i primi di gennaio. Perfetto. L'avvocato Salvatore Fratallone, ormai lo conoscete, avvocato penalista che però costantemente si occupa di questo tema, partecipa a delle tavole rotonde, dei dibattiti molto importanti e spesso l'ho beccato a Roma proprio ad affrontare queste questioni. Grazie di essere qui con noi. Barbara Codogno, giornalista e scrittrice, tra l'altro anche coordinatrice di una mostra che si occupa di questo, della violenza alle donne, non soltanto, e comunque ha dentro queste tematiche, quindi potrà aiutarci in questo senso. Cecilia Treccalli, responsabile area clinica del progetto Donna Oggi, psicologa, grazie anche a lei, e Valentina Cremona, terziario Donna Confcommercio, tavolo Commissione Pari Opportunità, imprenditrice, grazie anche a lei. Grazie a voi. Allora, prima di incominciare, noi però abbiamo la nostra parentesi che si rivolge a donne e uomini, però questa volta pensionati di una certa età, e cerchiamo con lo SPCGL di dare una mano per dare informazioni su come recuperare soldini per avere una pensione un po' più corposa. Tante volte l'INPS fa degli errori, tante volte. L'importante è trovarli, segnalarli per tempo, farsi aiutare e poi recuperarli. Male non fanno. E allora, anteprima con lo SPCGL.